Eder. Mech. Pallister. Claudio Sterpin, l'anziano amico e confidente di Liliana Resinovic, non ha ancora ricevuto alcuna convocazione ufficiale per testimoniare in un eventuale incidente probatorio, ma si dice pronto a farlo in ogni momento. Oggi 86enne Sterpin si è momentaneamente allontanato da Trieste per evitare l'attenzione mediatica che, anche a distanza di anni dalla scomparsa e dalla tragica morte di Liliana, continua a essere particolarmente insistente. «Sono fuggito da Trieste proprio per evitare l'assalto dei media», ha dichiarato a fanpage un tweet. «Mi trovo in Slovenia per stare un po' tranquillo. In ogni caso, se arriverà la convocazione, risponderò all'obbligo come è giusto che sia. Sono pronto a confermare quello che ho sempre detto anche in sede di incidente probatorio». Il suo legale, l'avvocato Giuseppe Squitieri del Foro di Roma, ha spiegato che l'eventuale convocazione davanti al giudice per le indagini preliminari servirà a cristallizzare la testimonianza di Sterpin, proprio in considerazione della sua età avanzata. Il suo racconto, ha affermato il difensore, è fondamentale per la ricostruzione del caso Resinovic, a prescindere dalla tesi accusatoria che oggi la procura sembra voler indirizzare nei confronti di Sebastiano Visintin. Marito della vittima e persona più vicina a Liliana al momento della sua scomparsa, sebbene al momento non risultino accuse formali nei suoi confronti. Sterpin, che sin dalle prime ore dopo la scomparsa ha voluto mettere a disposizione degli inquirenti la propria conoscenza della vita e degli ultimi mesi di Liliana, ha ribadito la sua piena disponibilità a testimoniare. «Se verrò convocato», ha aggiunto, «mi presenterò a cuor leggero, perché non si può non farlo. Confermerò quello che ho detto fin dall'inizio, con la certezza che la procura sa quello che fa. Non sono io a dover spiegare col dito alzato come devono muoversi». Il rapporto tra Sterpin e Liliana era, secondo il suo racconto, profondo e affettuoso. L'uomo ha sempre sostenuto che Liliana gli avesse confidato il desiderio di separarsi dal marito per costruire una nuova vita insieme a lui, e che lo stesso giorno della scomparsa, il 14 dicembre 2021, avevano appuntamento per un incontro chiarificatore. Tuttavia, la donna non si presentò mai. L'indomani, venuto a conoscenza della denuncia per scomparsa presentata da Visintin, fu proprio Sterpin a contattare le autorità per raccontare la sua verità. Alla domanda diretta su che idea si sia fatto riguardo alla morte di Liliana, l'anziano amico non esita a rispondere con fermezza e una certa inquietudine. «L'ho già dichiarato e posso ridirlo. Spero per Visintin che non sia lui il vero colpevole della morte di Liliana, che non sia l'esecutore materiale del delitto. Ma se non è stato lui a ucciderla, sono convinto che conosce sicuramente chi lo ha fatto». Sterpin esclude categoricamente l'ipotesi del suicidio, teoria che per mesi è stata presa in considerazione in assenza di segni evidenti di violenza. A suo avviso, gli elementi raccolti sinora parlano chiaro. Liliana è stata vittima di un'aggressione brutale. È stato ormai acclarato, dice, che Lilly non si è suicidata. I dati che per ora abbiamo parlano di un pestaggio avvenuto a via Weiss, nei pressi dell'ospedale psichiatrico. Dopo essere stata picchiata a sangue, è stata trascinata fino al boschetto dove poi è stata ritrovata. Si tratta di almeno 60 metri di distanza. È impossibile, a mio parere, che una sola persona possa aver trascinato da sola un corpo inerte per tutto quel tratto. Qualcuno deve averlo aiutato. Un altro elemento cruciale, secondo Sterpin, riguarda le condizioni in cui è stato ritrovato il corpo di Liliana il 5 gennaio 2022, all'interno di un sacco della spazzatura, nel parco dell'Ex-Op, ospedale psichiatrico provinciale. Il cadavere era in perfetto stato di conservazione, e per me questo significa che è stato lasciato sul posto solo poco prima dell'arrivo degli inquirenti. Non credo affatto che il corpo sia rimasto lì per giorni. Sterpin porta un argomento concreto a sostegno di questa tesi: la presenza documentata di cinghiali nella zona al momento della scomparsa. Se il corpo fosse rimasto lì anche solo una notte, sarebbe stato divorato da animali selvatici. I cinghiali in quella zona erano numerosissimi, come dimostrato anche dalle immagini delle troupe televisive. Col passare dei giorni, forse avremmo trovato solo dei resti, qualche brandello di vestito, ma non un corpo integro. La sua convinzione, dunque, è che il corpo di Liliana sia stato conservato altrove e poi trasportato nella boscaglia dell'Ex-Op poco prima del ritrovamento. Uno scenario inquietante
che rimanda a un possibile occultamento e successiva messa in scena. Quanto alla sua testimonianza, Sterpin ne sottolinea l'importanza non tanto per il valore delle sue opinioni personali, quanto per i dati di fatto che ha condiviso con gli inquirenti fin dal primo momento. Io ho raccontato la mia versione alle autorità già il 15 dicembre, il giorno dopo la scomparsa di Liliana. Dovevo farlo. Dovevo raccontare la storia mia e di Lilly, perché fino a quel momento non la conosceva nessuno. Il marito aveva appena sporto denuncia e io ho sentito il dovere morale di parlare, di chiarire la natura del nostro rapporto e quello che era accaduto fino a quel maledetto giorno. Tutto ciò che ha dichiarato, ribadisce, è già contenuto nella sua prima deposizione e se venisse convocato in incidente probatorio, la sua testimonianza non cambierebbe. Sarà la fotocopia di quello che ho già raccontato, assicura, perché non ho nulla da nascondere. Al momento resta da capire se e quando la procura deciderà di ascoltare formalmente Claudio Sterpin in una fase protetta come quella dell'incidente probatorio. La sua versione dei fatti, se cristallizzata in sede giudiziaria, potrebbe assumere un ruolo centrale nella ricostruzione degli ultimi giorni di vita di Liliana Resinovic e nella definizione delle responsabilità, tuttora oggetto di indagini e ipotesi contrastanti. Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, ha recentemente conosciuto nuovi sviluppi che potrebbero riaprire le indagini e mettere in discussione la condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima. Il documento Abusati 550.doc e le ipotesi alternative. Durante le indagini è emerso un file denominato Abusati 550.doc, trovato in una pendrive appartenente a Chiara Poggi. Il documento contiene una raccolta di articoli e notizie riguardanti casi di pedofilia all'interno della Chiesa, copiati e incollati da Chiara nel giugno 2007, 2 mesi prima del suo omicidio. Questo elemento ha sollevato nuove ipotesi investigative, suggerendo che Chiara potesse essere a conoscenza di informazioni compromettenti legate a scandali ecclesiastici locali, in particolare al santuario della Bozzola a Garlasco, dove anni dopo emersero vicende di ricatti e presunti abusi sessuali. Le nuove prove, DNA e impronte digitali. Le indagini recenti hanno portato alla luce nuove prove che coinvolgono Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. In particolare è stata identificata una impronta 33 trovata vicino al corpo di Chiara, attribuita a Sempio solo recentemente. Inoltre, tracce di DNA compatibili con il profilo genetico di Sempio sono state rilevate sotto le unghie della vittima. Questi elementi hanno portato la procura di Pavia a indagare Sempio come possibile complice nell'omicidio. Le dichiarazioni del ministro della Giustizia. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso dubbi sulla condanna di Alberto Stasi, definendola irragionevole, dato che era stato assolto in 2 precedenti gradi di giudizio. Nordio ha sottolineato l'importanza di riformare il sistema giudiziario per evitare simili incongruenze e ha affermato che in assenza di nuove evidenze non ci saranno conseguenze per i magistrati coinvolti nelle indagini precedenti. Conclusioni. I recenti sviluppi nel caso di Chiara Poggi hanno riacceso l'attenzione su uno dei delitti più discussi in Italia. Le nuove prove e le dichiarazioni delle autorità potrebbero portare a una revisione del processo e a una nuova valutazione delle responsabilità. Resta da vedere come evolveranno le indagini e se emergeranno ulteriori elementi che possano fare luce sulla verità di quanto accaduto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.